Pensiero, tra 3 mesi e mezzo dovrò tornare a lavorare in ufficio, che palle. Io, ma cosa stai dicendo? Non sono neanche a metà di questa magnifica esperienza e tu te ne esci con questa stronzata? Pensiero, sì, ma tanto prima o poi questa bella avventura finirà e tu ti ritroverai nella solita noia. Io, sì, ma intanto sono qui adesso e tu non mi servi, anzi ti dirò di più, sei quasi ridicolo a venirtene fuori con questa storia assurda. Pensiero, non è colpa mia se queste cose mi preoccupano io, ok, ti capisco, ma da oggi ammetterò solo pensieri che hanno a che vedere con quello che sto facendo in questo momento. Mi fermo e scoppio a ridere da solo. Per la prima volta da quando sono in Nepal ho la sensazione di meditare, di lasciare andare ciò che non serve e di stare nel momento presente. Inizio a recitare quello che per i giorni a venire diventerà il mio mantra personale. Quello che sto pensando serve a ciò che sto facendo adesso. È proprio così, Daniele, come stai? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, buongiorno a te Max, mi hai fatto commuovere, mi hai fatto tornare in Nepal perché mi hai fatto una sorpresa, non sapevo che avresti letto un pezzo. Io sono fatto così, sono dei gemelli e sono fatto così. Daniele Vallée che torna a trovarci dopo un giro per l'Italia in bici di 4 mesi e mezzo. Ma pensa che sincronicità, caro Daniele. Io avevo già estrapolato questo pezzettino qui del tuo libro, Nella terra dei giganti, bellissimo, di qualche anno fa, appunto il tuo viaggio in Tibet, e tu mi dici, sai Max che il mio girare per il mondo in bicicletta mi ha fatto anche così perdere il posto di lavoro. Beh, eccoci qui Daniele, siamo qui in sincronicità. Sì, veramente, perché quando hai iniziato a leggere questo pezzo ho detto ma da dove arriva sta roba qua, e poi mi sono reso conto che l'avevo scritta io qualche anno fa. All'epoca non persi il lavoro perché c'era un'aspettativa non retribuita e che quando sono rientrato ho potuto di nuovo appunto riprendere il lavoro. In questo caso, scaduta l'aspettativa, non avevo terminato il viaggio, ho chiesto una proroga che non mi è stata concessa e ho deciso, perché il viaggio stava diventando una cosa bellissima, un'avventura incredibile in tutte le regioni italiane, e a quel punto ho deciso di continuare l'esperienza e lasciar perdere il lavoro. Per chi non si ricorda di averlo ascoltato qui ai microfoni di Radio Gamma 5 o non l'ha proprio ascoltato, Daniele Vallée, viaggiatore e cicloviaggiatore, ha attraversato il mondo a piedi e in bici. Da queste esperienze sono nati i suoi libri di viaggio e i saggi di spiritualità. E proprio al Bosco dei Sogni ci aveva raccontato dei viaggi in bicicletta dalla Valle d'Aosta alla Grecia, attraverso i Balcani, la sua esperienza nell'Europa del Nord, in Africa, in Nepal, in Tibet, la terra dei giganti. Con lui, tra l'altro, oggi parleremo di un tema molto importante, il digiuno terapeutico. Adesso ci arriviamo. Allora Daniele, diciamo che sei una persona, uno spirito libero, tu segui i tuoi sentimenti, il tuo cuore, il sentire dell'adesso, come ci hai mostrato nel tuo libro di cui ho letto quel pezzettino lì. Sì, in questi giorni sto proprio riflettendo sull'aspetto di vogliamo seguire i nostri sogni che sono nel cassetto, quindi vogliamo aprire questo cassetto, oppure li lasciamo, come dire, rinsecchire all'interno appunto del cassetto. In questo periodo io mi sono visto proprio come ho cercato di inseguire, di stare dietro e cercare di realizzare questi sogni, anche se so che non è facile, ma il risultato che sto ottenendo è una libertà molto forte che mi spinge a fare proprio le cose che più mi piacciono. Una di queste appunto è il digiuno terapeutico. Ok, adesso appunto abbiamo aperto le danze e lo introdurremo. Intanto sai che a me piace spulciare un po' tra le esperienze di viaggio. C'è qualcosa di particolare che vuoi condividere con noi in merito a questi ultimi 4 mesi e mezzo di viaggio in solitaria in bicicletta? Sì, questo viaggio che ho compiuto attraverso l'Italia, toccando tutte le regioni, è stata un'avventura davvero bellissima, perché condividendo comunque una lingua di base, in tanti altri viaggi ho dovuto mediare attraverso una lingua straniera che è l'inglese. In Nepal parlavo inglese, quindi parlavamo entrambe una lingua differente. Qui c'era l'italiano in comune, quindi sapevo di viaggiare in un ambiente molto più casalingo. Però la cosa incredibile è stata che piano piano, passando dalla Valle d'Aosta al Piemonte, la Liguria, la Toscana, la lingua cambiava, il modo di pensare cambiava, sì, tutto si evolveva in base ai costumi e le culture locali, ed ho visto la ricchezza che c'è in Italia. A un certo punto ho scritto questo: se qualcuno vi dice che l'Italia è il paese più bello del mondo,
E beh, credetegli. Guarda, basterebbe solo contemplare l'ultima foto che hai postato su Facebook in merito a una passeggiata per sentieri che hai fatto lì, perché siamo in collegamento con la Val d'Aosta, in cui hai fotografato appunto una montagna nevata con un bel lago sotto. Già solo quella è poesia, è una cosa meravigliosa. Quindi, come dici tu, in Italia abbiamo tutto alla fine, no? Sì, assolutamente, è davvero poesia. La fortuna che ho in questo periodo è di godermi tra le montagne della Valle d'Aosta questo inizio di autunno che sta portando colori, sta portando luci differenti. Del resto colori e luci che ho potuto ammirare durante questo viaggio al sud Italia. Io non sono abituato ai colori siciliani perché non ci vivo, e per me è stata un'esperienza davvero incredibile a livello di immersione nella bellezza. Allora, adesso che ti ho qui, caldo caldo, sul campo, di ritorno, fresco fresco, e con tutti i viaggi che hai fatto, perché ricordiamolo, sei stato appunto anche intervistato in diversi telegiornali, e sei stato anche con turisti, per caso hai sponsor? Nel senso, hai sentito che dovevi continuare questo viaggio come comunque già altre volte avevi fatto, e quindi alla fine il posto di lavoro, diciamo, è sfumato. Ti ho chiesto degli sponsor proprio per dire, magari con tutti i viaggi che fa, i telegiornali e tutto, ha una copertura. Tu mi dici, no, beh, ho dei finanziatori ma non proprio sponsor, perché la curiosità adesso dei nostri ascoltatori è andata alle stelle. E adesso Daniele, adesso raccontaci un po'. Allora sì, non ne ho neanche dei finanziatori, cioè l'ultimo viaggio l'ho fatto sotto il cappello, sotto l'egida dell'Avis, l'associazione dei volontari italiani del sangue. Io sono un donatore di sangue, quindi loro mi hanno messo a disposizione la loro rete di strutture in tutta Italia, e quindi più di una volta sono stato ospitato presso le sedi Avis che sono in tutta la penisola. Però sono stato ospitato, mi hanno invitato a cena, è stata un'esperienza davvero bella, perché io volevo mettere al centro di questo viaggio la cultura del dono, e poi volevo parlare di sempre, che è un mio tema principale, che è la mobilità sostenibile. Ma in questo viaggio volevo parlare della cultura del dono. Quando abbiamo delle capacità, abbiamo dei doni, è molto bello, sarebbe molto bello condividerli con le altre persone. Una di queste cose fisiche è il nostro sangue. Io sono un donatore e ho cercato di promuovere con questo viaggio la cultura del dono del sangue, che è proprio una cultura che fa bene a noi e fa bene agli altri. Certo, è una cosa importantissima, ragazzi, soprattutto di questi tempi. E allora così io provo a essere un po' forse inopportuno, ma credimi, io mi faccio portavoce della tanta curiosità, dei messaggi che arrivano ai nostri ascoltatori. Allora, cosa bolle in pentola per il tuo futuro? Adesso sei in un momento così di ricalcolo di navigazione, no? Cosa... Sì, bravissimo, di ricalcolo come il navigatore, che mi è capitato spesso durante i miei viaggi. Allora, è un tema che mi viene sempre chiesto quando presento i libri. Ultimamente sto presentando il mio ultimo libro, che si intitola Il viaggio sbagliato, quindi questo giro d'Europa in bicicletta. Tutti mi dicono, ma come fai a campare? Naturalmente, avendo tirato fuori dal cassetto il mio sogno, che è quello di provare a campare scrivendo libri, viaggiando e promuovendo la cultura della mobilità sostenibile e del digiuno terapeutico, le mie entrate in questo momento sono legate alla vendita di libri. Non sono entrate eccezionali, lo devo ammettere, ma nel mio modo di essere, e quando si viaggia come ciclo viaggiatori, si impara intanto a sprecare pochissimo, intanto a riutilizzare le cose, intanto si impara in pratica a godere del poco che si ha a disposizione. Io la mattina adesso, quando mi alzo, mi faccio un semplice caffè, per me è un rito ed è un momento bellissimo che molti a volte rischiano di dare per scontato. Dopo tanti viaggi dove mi mancava l'acqua, dove non avevo il caffè, avere dell'acqua calda e un caffè la mattina per me è un lusso incredibile. Quindi io vivo cercando questi piccoli piaceri della vita, che sono molto facili da ottenere, ma se sappiamo valorizzarli sono grandissimi. Ok, infatti vedo che c'è molta sintonia, come sempre d'altronde, con i nostri ascoltatori. Ad esempio, ti leggo il messaggio che è appena arrivato di Dario, che dice: spesso la sfida nei viaggi è proprio bilanciare i propri anni ed energie con le risorse economiche. Se si aspetta troppo potrebbe essere tardi e spesso bisogna restare senza lavoro per farli. È un po' così, eh?
Sì, Dario ha detto una cosa bellissima che l'ho vissuta proprio profondamente a un certo punto, quando decisi, per fare questo viaggio di 9 mesi in giro per l'Europa, decisi anche lì, questa è già sono un recidivo del licenziamento. Lavoravo in regione autonoma Valle d'Aosta, al posto fisso di Checoliana Memoria, di Zaloniana Memoria, e ho deciso di licenziarmi. Un caro amico che anche lui lavora in regione mi ha detto: no Daniele, hai fatto male, perché per inseguire un sogno tu hai fatto un passo azzardato. Anche io ho un sogno, che è quello di attraversare l'Atlantico in barca, perché ho queste capacità, ma attenderò la pensione. Io il suo ragionamento lo capisco, ma non l'ho condiviso, perché noi non sappiamo quello che accadrà domani, fra una settimana, fra un mese e fra 10 anni. Quindi se abbiamo dei sogni, il mio messaggio è: proviamo a viverli adesso, come quell'adesso che tu hai iniziato a citare con quel piccolo brano del libro Nepal che hai letto all'inizio. Certo, e soprattutto stiamo connessi sul nostro sentire, quello che sentiamo veramente interiormente, quello che ci spinge un po' nella vita. Cerchiamo di valorizzare, dare valore appunto alla nostra voce interiore, perché se no qua ragazzi finiamo veramente che diventiamo tutti dei robot. È vero che bisogna così pensare, accampare tutto il resto, ma ora della fine ci sono talmente tante incognite, e gli ultimi anni ce l'hanno anche dimostrato, che ora come mai è proprio il caso di riprendersi in mano, capire chi si vuole essere nella vita, capire cosa ci fa stare bene veramente nella vita, perché gli ultimi 4 anni sono, come dire, una girandola continua di situazioni mondiali abbastanza, come dire, preoccupanti per chi è nella frequenza della paura, naturalmente. Giusto, Daniele? Beh, allora ti dico, Max, che parlare con te è sempre un piacere, perché siamo sulla stessa lunghezza d'onda, quindi è proprio quello che stiamo vivendo. Ci vogliono tenere in una frequenza molto bassa di paura, e qui si sta dicendo di provare a vivere il momento, a stare nella bellezza, anche se comporta dei rischi. Ma qualsiasi azione, anche la non azione, comporta dei rischi, quindi tanto vale a questo punto lanciarsi e cercare quello che ci fa stare meglio, che di solito è il bello e il bene. E che è il motivo che appunto nutre poi il nostro essere spirituale, la nostra luce. È un discorso molto aperto. So che anche tu hai fatto un percorso universitario, addirittura a livello di filosofia, e si sa, almeno per chi fa determinati tipi di esperienze, che molto della realtà che ci circonda è illusione. Ne abbiamo parlato quasi ogni puntata qui. Ricordate Massimo Citro, Giordano Sando? È illusione, quindi o ti spingi oltre con il cuore, l'unica cosa che conta veramente, la tua realtà interiore, o rimarrai sempre imprigionato in una sorta di prigione mentale. Attenzione, mentale. Beh, mi fa piacerissimo di sentire che intervisti tutte queste persone davvero importanti come Citro, e quando tu parli di illusione io mi viene subito il pensiero della Maya indiana, dell'illusione nel termine sanscrito che è il Maya. Viviamo davvero in un'illusione mentale, e il lavoro che dobbiamo fare su di noi è quello di scalfire questa illusione e cercare di andare in una realtà più grande, che è al di là della dualità. Questo poi facciamo dei pensieri molto molto grandi, però poi nel concreto si risolvono nello stare nel presente e nell'accettare, nel cogliere le piccole cose del quotidiano. Assolutamente sì. D'altro canto vedo che per i nostri ascoltatori, che insomma sono già rodati perché sono argomenti di cui si parla spesso anche in altre trasmissioni della radio, ecco, c'è molta curiosità anche sull'aspetto digiuno, ma vissuto a livello terapeutico. Puoi darci qualche indizio, Daniele? Beh, allora, durante uno di questi viaggi che poi ho descritto nei miei libri, mi trovavo in India, e in India ero in una città che è famosa per antonomasia per quanto riguarda tutta una serie di corsi di ashram, e lì ricordo che c'era un ashram che proponeva il digiuno terapeutico, che era la sospensione volontaria e temporanea dell'alimentazione per un periodo prestabilito. Ricordo che mi interessò molto l'argomento, ma decisi di non fermarmi a farlo, perché volevo continuare zaino in spalla a conoscere l'India. Però appena sono rientrato in Italia, ho iniziato a leggere tutta una serie di libri che riguardano l'approccio medico al digiuno e all'approccio psicologico. Io sono laureato in psicologia, quindi una parte che mi interessava molto anche era l'approccio psicologico. E da lì, dopo questi studi, mi sono lanciato nel mio primo digiuno in solitaria, che è durato 2 settimane, 14 giorni. E da lì ho visto che è stata un'esperienza talmente forte, talmente potente,
che ho deciso di provare a condividere con altre persone, e da quei giorni, da quel desiderio di condivisione sono passati 15 anni nei quali tutti gli anni, 2 volte all'anno, appunto nei cambi di stagione, quindi in autunno e in primavera, io lo propongo ad altre persone in gruppo. Naturalmente non è di 14 giorni, ma è in un periodo decisamente più breve, di 3-4 giorni. Ok, quindi è una sorta di, chiamiamolo, gruppo di lavoro, gruppo di incontro focalizzato proprio sull'aspetto terapeutico del digiuno, sapendolo fare con la giusta coscienza e conoscenza. Quindi tu guidi verso questo percorso e prepari le persone, quindi immagino non sia una cosa così immediata, ci sarà una sorta di gradazione, dei gradi. Sì, allora intanto viviamo questa esperienza insieme, perché ci isoliamo per 3 giorni in un posto di montagna molto bello qui in Valle d'Aosta. L'ho fatto anche da altre parti, ma adesso ho trovato un luogo bellissimo di montagna in un hotel, quindi abbiamo le nostre camere e condividiamo la giornata, perché la giornata senza colazione, pranzo e cena è un continuum temporale molto insidioso, e insieme a queste persone affrontiamo dal punto di vista psicologico e anche fisico questa purificazione che davvero dà modo di rigenerarsi. E la mia gioia è nel vedere le persone che, spaventate all'inizio e hanno dei dubbi che riguardano il ce la farò, ecco, a me fa piacere vedere come poi alla fine dei 3 giorni hanno capito che ce l'hanno fatta e si sono resi conto di essere molto più forti, molto più determinati di quanto non pensavano all'inizio. Cioè, un digiuno ci aiuta a aumentare i nostri gradi di libertà. Io faccio sempre un esempio, adesso che vanno di moda le macchine elettriche, no? Che magari noi crediamo di avere una macchina elettrica con un'autonomia di 500 km. Poi, dopo questo processo del digiuno terapeutico, in realtà scopriamo che l'autonomia è di 1000 km, non di 500. E questo fa sì che noi esploriamo e viviamo il mondo con una energia e con un approccio completamente diverso e molto più libero dalla paura. Sì, naturalmente non si sta citando o parafrasando il film 7 kg in 7 giorni, non ha nulla a che vedere con il peso, ma è un qualcosa di spirituale, di consapevole, fisico ma spirituale, no? Allora, intanto assolutamente sì, ma tu citi 7 kg in 7 giorni. Noi, durante questi 3 giorni di digiuno, non deve mancare l'ironia, l'allegria, queste cose non devono assolutamente mancare, perché uno dei miei motti è che bisogna diffidare dalle persone che non scherzano mai, perché non sono persone serie. Quindi 7 kg in 7 giorni, noi in alcuni gruppi l'abbiamo visto, la sera ci siamo messi lì a guardare Pozzetto e Verdone che facevano questa cosa qua e ci siamo fatti delle grasse risate, naturalmente all'interno di questo processo che è molto potente, molto serio, ma la serietà viene nel momento in cui lasciamo andare le redini del controllo del nostro essere, perché c'è un'entità più saggia, che è il nostro corpo, che è collegato con l'universo, che a quel punto prende in mano il controllo della situazione. Quindi la cosa seria e importante che noi facciamo è affidarci al nostro corpo e all'universo. Guarda, c'è Vane84, si firma appunto Vane84, che chiede, ma proprio è un digiuno totale, o c'è qualcosina che si può mangiare? No, allora, ok, sì, allora il digiuno è totale, perché il digiuno per definizione è la sospensione temporanea e volontaria dell'alimentazione, ma temporanea deve andare oltre i 2 giorni, oltre le 48 ore, quindi il nostro digiuno arriva alle 72-75 ore, ma sempre più persone che decidono di fare come il digiuno a volte lo prolungano, perché noi termineremmo il digiuno la domenica con un pranzo di ripresa dell'alimentazione, no? Tutti insieme, ma sempre più persone decidono di prolungarlo perché si rendono conto dei benefici che hanno ottenuto e sanno che le ore successive sono ancora più cariche di benefici, ma già 3 giorni è foriero e portatore di grandi benefici. Naturalmente cosa vuol dire? Che si beve solamente acqua o tisane senza zucchero, perché bisogna interrompere il metabolismo. Questa è la chiave di volta di un digiuno terapeutico. Un reset. Ok, una purificazione e un reset. Tu, che da tanto appunto lo pratichi, tanto da averlo proposto poi anche come, diciamo, guida, come formatore e tutto il resto, che benefici hai riscontrato? Parliamo di benefici. Ma allora, io l'ho scritto, uno dei miei libri si intitola proprio Corpo, Mente e Spirito nel digiuno terapeutico, e quindi ci sono dei benefici che vanno a livello di corpo, a livello di spirito, a livello di mente e di spirito.
A livello di corpo, innanzitutto, dopo un digiuno si sente una leggerezza corporea che contatta immediatamente una leggerezza mentale, cioè ci sentiamo molto più elastici, molto più, come dire, pronti ad assorbire le idee degli altri, pronti a riflettere, ci si sente molto più come la sensazione è quella di un telefono stracarico di informazioni che viene finalmente liberato e quindi inizia di nuovo a funzionare rapidamente. Avete presente? Penso che tutti abbiamo presente questa immagine, no? Certo. Quando è piena la memoria, ecco, un digiuno aiuta a liberare le nostre memorie e iniziamo di nuovo a fluire in maniera dinamica, scattante e fluente, appunto. Quindi a livello di corpo c'è questa sensazione, a livello spirituale c'è proprio una sensazione di connessione con tutto il creato. Noi facciamo passeggiate nel bosco, stiamo tanto tempo in natura perché è importante ossigenarci per buttare fuori le tossine psicofisiche, e questo stare nel bosco, questo stare in natura ci aiuta davvero a capire come siamo parte integrante della natura e non essere separati dalla stessa natura. Poi appunto parlando il discorso appunto montagne, tu sei stato in Nepal, in Tibet, l'Everest, ecco, quindi immagino che il percorso sia non guardare la punta, la cima dell'Everest, che tu devi arrivare fin lì 3 giorni pieni, ma un gradino alla volta, cioè guarda un passo alla volta, giusto? Assolutamente sì, il percorso durante un digiuno è proprio quello di una passeggiata in montagna, cioè non bisogna partire con l'idea di arrivare in cima, ma è godersi ogni passo, perché la cima dell'Everest comincia dal primo passo, no? Il nostro Everest del digiuno è iniziare a godersi questo corpo che inizia a vivere un'esperienza che mai ha vissuto e che pochi sulla faccia della terra possono permettersi e vogliono viversi, quando è naturalmente volontario. Non sto parlando di fame nel mondo, queste cose, ma una decisione intanto che ci aiuta ad andare in sintonia con tante persone che soffrono purtroppo questa cosa. Si diventa ancora più sensibili a tutti questi aspetti, ma l'avventura viene attraverso un passo alla volta e si raggiunge poi la meta, la cima, la domenica sera. È bellissimo, poi appunto ci si scopre in un'umanità diversa, differente da quella televisiva, da quella che i modelli televisivi ci impongono, nel senso, il fatto stesso che si contemplano attività ricreative come lo stare molto in natura, che sia anche inverno, non importa, ma sentire l'energia della natura già ci nutre, ne so qualcosa, cioè già ci apporta se riusciamo a staccare la mente dai nostri vecchi modelli e tutto il resto, quindi anche abitudini indotte. E in realtà noi già, ad esempio, con la luce del sole, noi riceviamo una forma di nutrimento, no? Quindi anche stando in natura riceviamo, cioè ammortizziamo questa mancanza di introito di cibo, ma sotto altre forme. Ma sì, bravissimo Max, hai detto benissimo, riceviamo molta più energia di quella che il cibo ci darebbe in quei 3 giorni, però l'energia che noi riceviamo è un'energia più sottile, che però ci dà in quei 3 giorni molto di più. Questi 3 giorni sono un grande reset, questi 3 giorni sono la possibilità di entrare in comunione con delle persone che è la forza del gruppo, persone con le quali si entra in un contatto che è profondissimo, che a volte, questo mi è capitato per esperienza di vivere, non riusciamo a vivere con le persone più care, cioè si riesce ad andare tantissimo in profondità durante i lavori che facciamo nel digiuno, perché facciamo camminate nell'area dei boschi, ma anche condivisioni, meditazioni, facciamo dei kirtan, quindi questi canti devozionali, facciamo tutta una serie di attività che sono volte a sviluppare i benefici del digiuno. Naturalmente una cosa a cui io tengo moltissimo è che le persone devono sentirsi libere, cioè io propongo tutte queste attività che sono molto ricche, ma ognuno deve ascoltare il proprio corpo e decidere sì, voglio fare questa cosa o no, è libero di fare quello che desidera. Beh, è fantastico, anzi se dovesse servirti una spalla che appunto porti delle meditazioni, fare meditazione, eccomi qui, ci sono, ok? Beh, fantastico, guarda che il problema è che io ti prendo ti prendo sul serio, è che quindi ti invito al digiuno di dicembre perché quello di ottobre è pieno. In quello di ottobre io ho invitato, perché ogni anno invito sempre qualche figura esterna che ci porta delle capacità. Nel digiuno passato intervenne una ragazza che fece un concerto di arpa celta,
celtica. Fantastico. E fu un'esperienza magica. In questo digiuno qua ci sarà una artista, arte terapeuta, che ci farà lavorare su una tematica che abbiamo approfondito insieme, che sono la libertà dai condizionamenti. Se tu mi dici che a dicembre vorrai venire a partecipare a questa esperienza, io e proporci le tue meditazioni che io conosco perché ho letto il tuo libro e mi è piaciuto molto, sei il benvenuto. Beh, guarda, perché no? Sono quelle cose estemporanee che arrivano così. Senti, c'è una cosa importantissima che mi sono tenuto in caldo durante la pubblicità, e cioè, sai, il gelato italiano, come tantissime altre cose in tutto il mondo, appunto è famosissimo, è un'arte il gelato italiano, e c'è una particolarità. C'è un ingrediente invisibile che non viene citato mai, ma che è fondamentale, perché non è solo latte e zucchero e eventualmente i sapori, c'è l'aria. Senza l'aria non c'è gelato, cioè l'aria che va, per così dire, a gonfiare, cioè a dare volume, a rendere cremoso. Ok, l'aria. Quindi tu non l'hai citato, ma l'ho sentito molto molto ben presente come ingrediente, appunto invisibile da una parte, ma che si sentiva molto forte. E cioè in questi digiuni in cui ci sono attività creative, la natura, lo stare in natura, ecco, a mio sentire sono sicuro che non manca il silenzio. Noi siamo in una società che definire rumorosa è dire poco, e abbiamo bisogno del digiuno anche sotto forma di silenzio, Daniele? Sì, assolutamente sì, tant'è che io propongo durante i 3 giorni di cercare di lavorare anche sul digiuno tecnologico, cercare di liberare un po' la solita oppressione da contatti social, no? E quindi io lo invito a farlo, poi lo facciamo in base alle nostre possibilità, ma ci sono proprio dei momenti dove viviamo parte della giornata liberi da questi condizionamenti e ascoltando, soprattutto quando facciamo le passeggiate, l'aria che corre e che fa risuonare gli alberi, ed è un'esperienza meravigliosa. Poi tante cose, per quanto uno cerca di raccontare, di descrivere, vanno vissute al momento, come abbiamo aperto la puntata del Bosco dei Sogni con il pensiero che si intrufola sempre, che viene a dirti no, devi fare così, no, devi fare colà, no, devi pensare al futuro. In realtà tante cose vanno vissute nel qui e ora, nell'oggi, vanno sentite, quindi per quanto si cerchi di descrivere queste esperienze, questi così incontri, lavori e tutto il resto, anche a livello di digiuno terapeutico, alla fine bisogna viversele. Se ti risuona, se ti richiama, eccoci qui, cioè le opportunità sono tante. Oggi siamo in diretta con il nostro Daniele, e se vi risuona, il nostro Daniele è qui, prontissimo e disponibilissimo ad ascoltarvi e ad accogliervi. Infatti ti dicevo durante la pubblicità, caro Daniele, ci sono 2 domande che sono emerse proprio parlando di Cima delle Montagne su tutte, e sono: dove trovare i tuoi libri e come contattarti per avere un confronto con te, un dialogo, richieste informazioni e tutto il resto. Allora sì, per quanto riguarda il contatto, su Instagram o Facebook, e lì ci sono anche i miei numeri di telefono per avere WhatsApp, Daniele Vallet, perché poi si scrive Vallet, e quindi mi trovate su Instagram e su Facebook. Per quanto riguarda i libri, li trovate, l'invio a volte, la cosa che a me piace di più è quello di inviarli direttamente da casa mia, senza spese postali, con una dedica, perché mi piace proprio sempre riuscire ad avere un contatto con le persone che poi leggeranno il libro. Altrimenti è possibile prenotandolo nelle librerie, ed è possibile, molti lo acquistano su Amazon perché sono a disposizione anche su Amazon. Io in linea di massima non amo Amazon e cerco di comprare meno cose possibili, ma quando si tratta di cultura, di libri, ed è anche la mission iniziale che ha caratterizzato questo che poi è diventato un colosso, cioè la vendita di libri, a questo punto chiudo un occhio e lascio che i miei libri circolino anche su questa piattaforma. Ne parleremo, cari ascoltatori, sapete che anch'io scrivo, prossimo mese uscirà il mio nuovo libro e tutto il resto. Ne parleremo di questo discorso di Amazon, perché mettersi dalla parte degli scrittori, credetemi, la maggior parte delle case editoriali al giorno d'oggi fanno veramente acqua, per non dir di peggio, ok? Mentre il discorso Amazon, autopubblicarsi, ragazzi, funziona sotto tanti punti di vista. È brutto da dirsi, ma è la verità.
sì, Max, io non volevo entrare nel tema editoria, però è proprio come dici tu, Esatto. ci sono dei tempi di attesa per presentare un libro che vanno dai 2 o 3 anni, quindi a quel punto passa anche la voglia di scriverlo, di leggerlo, perché è troppo lento. Invece grazie all'autopubblicazione c'è la possibilità di sfornare il libro quando sei ancora alle prese con le emozioni di quel viaggio, con le emozioni di quello che vuoi scrivere, capisci? Questo è fondamentale. Infatti, ma gli aspetti poi sono molteplici, anche proprio economici, cioè sono tanti. Sì, Ne parleremo assolutamente. approfonditamente in una puntata che arriverà, vedrete, cari ascoltatori. Intanto leggo tra i vari messaggi e io vi ringrazio per i bei complimenti che mi fate sempre e io vi ringrazio di cuore per me, per l'ospite, per la trasmissione. Grazie. E leggo quello di Giada perché mi dà la possibilità di rispondere così anche a tanti altri che me lo chiedono. Giada mi scrive: ciao Max, è sempre interessante ascoltare i temi che tratti. Più di una volta ho sentito dei pezzi di Silvano Agosti nelle tue trasmissioni e vorrei riascoltarli. Se mi dici dove li posso trovare in internet, grazie, è un piacere ascoltarti. Giada, grazie a te Giada, è bellissima la foto del tuo cucciolone, è un cagnolone bellissimo. E su YouTube e su Telegram Max Ungaro, Il Bosco dei Sogni. Viene fuori tutta la lista podcast, a volte sono audio, a volte anche video. Poi c'è la mia pagina Facebook, Massimiliano Max Ungaro, dove si vedono anche tutte le varie attività che svolgo, e meditazioni, corsi, libri e tutto il resto. Comunque YouTube e Telegram troverete molto presto anche il nuovo podcast con il nostro Daniele e troverete, io ho iniziato la stagione qui ai primi di settembre, quindi abbiamo avuto Sergio Bambaren, Silvano Agosti, Massimo Citro, il nostro Giordano Sandolo, addirittura dal deserto del Sahara, insomma questi, però vedrete che ci sono tutte le puntate anche precedenti, quindi cosa posso dire? Buon ascolto. E a proposito di buon ascolto, caro Daniele, noi siamo addirittura d'arrivo, è sempre bello perché poi gli argomenti si sviluppano da soli e il tempo vola, è un mistero ma il tempo vola. Io ti Sì. io ti chiedo, per salutarci, sai che è bello sempre sentire un po' un dono che il nostro ospite viaggiatore nella vita, come vi chiamo, porti con te nel qui e ora, un qualcosa con il cuore che vuoi condividere con noi, con i nostri ascoltatori, un messaggio. Sì, allora concludo con questa cosa che mi è venuta in mente, o meglio mi è salita al cuore in questo momento, questa bella frase che rappresenta molto i miei viaggi e la maniera di vivere gli altri, ed è questa: allora, la miglior maniera per vedere se ci si può fidare di qualcuno è di dargli fiducia. Ecco, io durante tutti i viaggi vivo proprio questa esperienza di mi fido di questa persona, come posso pensare di fidarmi? Do fiducia, e questo innesca un meccanismo virtuoso che è bellissimo. Quindi io dico: fidiamoci dell'universo e fidiamoci dei rappresentanti che è l'umanità. E questo va contro tutte le cose che stiamo vedendo terribili di questi ultimi anni. Ma quella non è umanità, quelli sono i vecchi schemi che stanno ancora resistendo e Assolutamente, stanno dando assolutamente. gli ultimi colpi di coda, ma più siamo su questa sintonia e frequenza e più tutto decadrà velocemente. Grazie di cuore Daniele, grazie, sai. Max, è sempre un piacere parlare con te e con i tuoi radioascoltatori, perché è davvero per me un momento bellissimo, quindi ti ringrazio di cuore. Anzi, ci sentiremo molto presto perché con te ci sono sempre novità, quindi a prestissimo. Grazie Daniele. Mi sono perduto in migliaia di vite e chissà in quante altre ancora, cercando più me stesso che il tuo nome. Non sono che un povero essere umano che cerca ancora invano il suo compito su di un pianeta lontano. Come puoi avermi perdonato? Chi ama lo fa sempre, e tu non sei soltanto un essere umano, sei anche colui il quale ha scelto di ripartire da zero pur di continuare a cercarmi.
Forse è la scelta più importante che tu abbia mai fatto per tutto l'arco dell'intero ciclo. Come fai a essere così sicura che ci riuscirò? Come fai a sapere che anche questa volta non scapperò? Perché me lo hai promesso. L'ho visto nel tuo futuro. E visto il modo in cui lo hai fatto, soltanto uno sciocco non avrebbe potuto crederti. Come farò a riconoscerti? Come farò a sapere cosa dovrò fare in quel momento? Fu il venerabile maestro a rispondermi e lo fece affidando le sue parole al vento. Proprio da quel calore, dal calore della sua mano. Grazie a quello saprai riconoscerla e allora il tuo cuore saprà cosa fare. Circles, il viaggio di un'anima di Atlantide. Ricordati chi sei.